È evidente che si tratta di una lotta di potere in questo momento nel centrodestra, che ha come oggetto un emendamento che potremmo definire salva Zaia e che ha come oggetto il futuro della regione, ma non per i problemi che la riguardano, ma per le poltrone che si intendono occupare. E per noi questo è assolutamente negativo. Né più né meno di una lotta di potere, così il segretario Dem bolla il dibattito a tratti feroce che si è sviluppato all'interno del centrodestra sull'emendamento presentato dalla Lega inizio settimana per consentire ai governatori di regione di candidarsi per il terzo mandato. La mossa salva Zaia, così ribattezzata da Martella, ha l'effetto di una scossa tellurica che di crepa in crepa potrebbe compromettere l'azione di governo non solo a livello regionale. Non so se il centrodestra deciderà di non mettere in votazione questo emendamento, se la Lega deciderà di ritirarlo, è una questione che vedranno in casa loro, ma che sicuramente dà l'idea di un governo che su molte questioni, di una maggioranza inizia a essere diviso. Lo si è visto sull'autonomia differenziata, lo si sta vedendo sul premierato, lo si vede su tante questioni che riguardano la vita politica del nostro Paese. Questione di sostanza e anche di tattica, in attesa di capire cosa accadrà realmente alla Camera quando l'emendamento targato Carroccio sarà discusso in sede di conversione del decreto elezioni. Il PD non ha presentato emendamenti, non è per una soluzione di questo genere e quindi sicuramente non parteciperemo a questo spettacolo che è tutto all'interno del centrodestra.